Ci troviamo a Messina Marittima sul ponte mobile della seconda invasatura. Queste sono le fasi conclusive per imbarcare sulla nave traghetto Messina le ultime 4 carrozze di Intercity 724 Siracusa-Palermo-Roma. La nave ferroviaria ha una capacità di carico pari a 449 metri lineari. Il più lungo dei 4 binari può ospitare rotabili con una lunghezza complessiva di 133 metri. Con l'ausilio di una locomotiva D145, questa sezione del convoglio viene manovrata fino ai respingenti di poppa del binario parallelo alla murata di sinistra. Lasciata l'invasatura, inizia la manovra d'uscita dal porto peloritano e la successiva navigazione verso Villa San Giovanni. Arrivati nel porto calabrese, una seconda squadra di manovra, replicando in modo inverso quanto eseguito a Messina, scarica le 8 carrozze e le spinge fino alla stazione di Villa San Giovanni. Concluse le operazioni di verifica e agganciata la locomotiva titolare, il convoglio proseguirà per Roma Termini.